Puntata numero 27 di Target, il vostro talk show settimanale che su Televideo Agrigento vi tiene compagnia presentandovi di volta in volta delle situazioni, dei personaggi, delle associazioni, comunque delle cose che riteniamo giusto amplificare. Sarà una puntata particolare perché proprio stasera siamo a cavallo, a confine, ecco, dovrei dire, tra Favara e Agrigento e poi vi spiegheremo il perché. Svelandovi subito un piccolo retroscena, quando io e il direttore, la redazione, insomma, organizziamo la puntata con cercare di programmare quelli che sono naturalmente i nostri ospiti, cerchiamo di inserirli, insomma, in una varietà per non essere monotematici o comunque affrontare argomenti a volte anche diversi. Oggi nell'affrontare diversi argomenti siamo invece bicromatici, cioè siamo a Favara e ad Agrigento. Qualcuno che in realtà è agrigentino però si sente favarese, qualche altro che è favarese e che purtroppo è diventato agrigentino, qualcuno che ci scherza sopra. Insomma, credo che potremmo offrirvi veramente un'ora di puntata, come d'altronde è ormai tradizione di Target, che dovrebbe suscitare il vostro interesse. Ci vedete il mercoledì sera in prima serata e poi in quelli che sono gli orari nel corso della settimana sul digitale terrestre, LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e naturalmente poi nello streaming del nostro sito www.televideoagrigento.tv negli stessi orari, ma anche con una finestra dedicata dove inseriamo tutte le puntate che voi potete vedere e rivedere quando riterrete più opportuno. Passo subito allora a presentare gli ospiti e capirete insomma un po' il perché ci stiamo addentrando in un confine che ancora deve essere regolato. Inizio con Alberto Todaro, lui è agrigentino, però da un ventennio forse sì, insegna a Favara, e quindi diciamo anche lui è in questa bivalenza. Lo abbiamo invitato nella qualità di scrittore, anche se la sua professione è docente della scuola. Continuiamo con Lillo Montaperto, lui invece è favarese, l'abbiamo avuto ospite in altre occasioni, oggi invece facendo parte diciamo di un gruppo di persone che si sono fatti promotori per costituire una biblioteca di quartiere. Continuiamo con Giuseppe Fanara, lui è un avvocato, credeva di essere favarese, poi è diventato agrigentino, questa doppia cittadinanza non è come il passaporto, insomma, che gli dà delle agevolazioni, anzi penalizza lui come tantissime altre persone. Parleremo appunto della questione di Favara Ovest, chiamata così tra la querela dei confini tra Favara e Agrigento. E poi si continua con due ragazzi dei quali però dobbiamo stare un po' attenti perché loro sono parzialmente sclerati, e la sclerosi a volte è positiva, a volte è negativa, e speriamo che questa sera insomma vada per il verso giusto. Lui è Peppe Truppia, tra le altre cose anche speaker di Radio In. L'altro invece è Angelo J, che abbiamo definito artista a tutto tondo. Ma a proposito, Angelo, se invece di essere l'ospite tu eri il presentatore, dovevi iniziare la trasmissione radiofonica, che cosa usciva dal microfono? Iniziamo in questo modo. Benvenuti a Target, inizia una nuova puntata con Angelo J, con Peppe Trupia. Oggi parleremo di quando avete fatto la prima... E poi non si dice più. E qui inizia un po' l'essere sclerato. Peppe, insomma, un pattiner del genere riesce a controllarlo o è lui che deve tenere a bada te alla radio? Ma dipende dalle giornate, siamo così, noi siamo supplementari e ci completiamo o ci diciamo così distruggiamo a volte a vicenda perché facciamo battute uno sull'altro e veniamo da due mondi diversi. Io arrivo dal teatro, lui arriva da un altro genere di scuola, e quindi abbiamo due tempi diversi, però siamo riusciti a creare qualcosa di
Radio In, Angelo, la mattina dalle 8 alle 10? Sì, facciamo dalle 8 alle 8:20, c'è un'anteprima con i messaggi che vengono mandati dagli ascoltatori, quelli sclerati che fanno parte di questo contenitore chiamato Antistress giornaliero, e poi dalle 8:30 alle 10:30 ogni giorno siamo in onda, in diretta. Parleremo di questa vostra attività radiofonica, ma anche, ecco, vi vediamo già in azione grazie alla regia per il supporto video. Siete lì proprio alla console di Radio In, Giuseppe? Peppe. Sì, ovviamente i tempi sono quelli che sono. Noi spesso lavoriamo pure la notte, quindi la mattina arriviamo in radio con ecco, io con la tovaglia, Jay ancora in pigiama, facciamo spesso colazione là. E poi siete anche un po' agevolati da Facebook, no? Fate una diretta, quindi vi possono anche vedere i vostri affezionati. Abbiamo dedicato un piccolo assaggio per il parzialmente in diretta alle 10, esattamente alle 10, solo 10 minuti di diretta Facebook, solo per così far capire lo stato in cui siamo. Angelo, poi parleremo della struttura di questa vostra trasmissione, che cosa fate in queste 2 ore circa di intrattenimento. Avvocato Fanara, allora, Favarese o Giurgindano, insomma, qua non è che il doppio passaporto... Beh, al momento sicuramente da un punto di vista formale Agrigentino. Agrigentino. Quindi iscritti all'anagrafe di Agrigento assieme a altri 800 miei concittadini. Originariamente Favarese invece. Sì, lo scopriamo, dico, la vicenda è abbastanza nota, lo scopriamo insomma nel 2013, quando insomma ci viene fatto questo trasferimento di residenza. D'ufficio? Sì, d'ufficio. In pratica erano stati formalizzati allora i risultati del censimento generale del 2011. Ovviamente si tratta di una questione che negli anni ci ha creato parecchi disagi. Adesso l'iter per la ridefinizione dei confini sembra ormai arrivato insomma al termine. Il primo step è già concluso, i 3 comuni hanno votato l'accordo, ecco, chiamiamolo così. L'ultimo comune è stato il comune di Agrigento qualche settimana fa, adesso le carte passano all'assessorato agli enti locali della regione, dovrà essere formulato il quesito referendario, dopodiché ci sarà la consultazione che immagino abbia esito. Poi parleremo anche di alcune situazioni un po' grottesche, insomma, che vi coinvolgono, specialmente dal punto di vista delle tasse. Sì, purtroppo sì. Professore Todaro, allora dicevo Agrigentino Favarese, ben ambientato, io credo che sei uno dei docenti più amati di Favara, insomma. Ti ringrazio, spero sia come dici tu. Sì, io raccontavo qui agli amici poco fa che ho iniziato a insegnare a Favara nel 1995, da allora ad oggi, tranne due pause di 2 anni ciascuna, quasi ininterrottamente ho insegnato a Favara. E mi ricordo che all'inizio, quando io proprio all'inizio della mia carriera facevo le domande ai presidi, mi dicevano non ci mettere Favara. Poi pensavo, dico, ma posso non mettere Favara che è pieno di scuole? Ho messo Favara invece. Si è poi rilevata la tua seconda città, insomma. Come no, certo. Grandi ricordi, grande affetto. Attualmente insegni cosa? Io attualmente insegno inglese alla scuola media Brancati. Ho avuto tua figlia, ho avuto il figlio del siamo proprio in famiglia. Ecco. Probabilmente pare abbia avuto come alunna anche la moglie dell'amico Trupia. Quindi dovunque io vado a Favara, ciao presumo, diciamo sempre. Oltre naturalmente al tuo lavoro di docente, io ti ho invitato nella qualità di scrittore. Soltanto un accenno. Che libro è? Allora, è un libro, dico sempre il mio primo libro, ma è anche l'ultimo. Sei partito già. È una raccolta di pezzi che io ho scritto negli anni, quindi più che un libro, ecco perché la definizione di scrittore in effetti probabilmente non è neanche azzeccata nel mio caso. Ho scritto questi pezzi su Agrigento, adesso vi dico che tipologie ci sono di pezzi. Negli anni, io ho iniziato a scriverli almeno 15-16 anni fa. Quindi poi li abbiamo assemblati e abbiamo fatto questo libro. Ci sono 2 pezzi, il primo e l'ultimo, sulla parlata agrigentina. Si intitolano appunto Ce la so, che è una tipica espressione agrigentina, non sono capace, ce la so. L'italiano agrigentino. Esatto. Ma io credo che ogni paese ha un po' il suo italiano, no? Sì. Certo, assolutamente.
L'Agrigentino è particolare perché quello della tua città o perché ci sono delle sfumature un po'... Secondo me l'Agrigentino è particolare perché noi in maniera estremamente disinvolta spesso prendiamo pezzi di siciliano e li traduciamo letteralmente in italiano, no? Quindi ce la saccio diventa ce la so. Ce la so, perfetto. Come succede per chi non conosce sì, l'inglese, noi anche la struttura grammaticale. Noi scopriamo queste cose poi quando io per esempio cominciai a scoprire il modo in cui parliamo, quando andai all'università. Quando cominciai poi a girare, c'è qualcosa che non quadra. Ce la so. Approfondiremo allora il Ce la so di Alberto Todaro. Andiamo allora a conoscere, lo conoscevamo già, ve l'ho detto, Lillo Mondaperto, no? Nella sua qualità di direttore di un centro di riabilitazione o comunque di responsabile regionale del sindacato di categoria. Dei colleghi accreditati con il sistema sanitario regionale e nazionale. Invece come cittadino attivo di Favara, tu non sei a confine, no. Per fortuna, grazie a Dio, devo dire che non ho di questi problemi per la territorialità dove insisto, per cui dico non... Dicevo come cittadino attivo assieme ad altri che si fanno promotori di costituire, di far nascere una biblioteca di quartiere. Sì, in effetti è un'iniziativa appunto con l'animo di chi vuole sempre spendersi per migliorare quella che è la condizione della nostra collettività, per proporre un riscatto, no? Nasce da un'idea di un nostro concittadino, intanto porto ai saluti appunto dell'architetto Vitello, di Michele Vitello, perché l'idea è sua. Nasce appunto sul territorio della parrocchia San Vito. Nasce a San Vito, proprio nello spiazzo, nasce così in maniera molto spontanea, appunto con la voglia di chi vuole contribuire al riscatto della nostra collettività. Dice perché scambiamo qualche battuta da genitori, da persone che diciamo da menti pensanti, quale possiamo tra virgolette definirci. Si parlava appunto di quello che è l'appiattimento da parte dei ragazzi nella comunicazione, nella lettura, nel leggere sostanzialmente libri che oggi stanno venendo meno. E a me fa piacere che siamo appunto concatenati, no? Io amo leggere e amo leggere in maniera materialistica, definisco la mia lettura. Perché materialistica? Perché voglio sentire il profumo, il contatto con le pagine, il profumo del petrolio, dell'inchiostro, che mi porta a pensare che dietro quel libro, quel materiale di cui io mi sto avvalendo per acculturarmi, per acquisire determinate conoscenze, c'è tutto un lavoro a monte, per come diceva il professore Todaro, no? E quindi dico, nella sostanza nasce quest'idea nasce appunto per... Ancora un po' embrionale mi sembra. Allora, è embrionale sì, ma già io ritengo che entro fine settimana, massimo premesse nella prossima, già faremo una riunione operativa. Dall'idea che nasce da Michele Vitello abbiamo coinvolto, e non si poteva fare altrimenti, il nostro parroco della parrocchia, che è Don Diego Acquisto, che quando si parla di cultura, quando si parla di bene sociale, ovviamente lo troviamo sempre in prima fila, sempre in moto con i motori accesi. Bene, poi ci dirai allora qual è il percorso. Entreremo nel dettaglio, e quindi quale percorso dovete intraprendere per formare questa biblioteca di quartiere. E a proposito di quartiere, ritorniamo a Favara Ovest. Allora, Giuseppe Fanara, se ne parla già da tantissimo tempo, almeno 30 anni sicuramente. È iniziato il primo lavoro tra i comuni di Favara e quello di Agrigento, sono nate delle commissioni, mi ricordo proprio agli inizi degli anni 90, da una parte c'era Mimmo Castronovo, dall'altra parte c'era Lillo Miccichè, ecco, e poi nel corso degli anni fino ad arrivare proprio adesso. Tu dicevi iter burocratico già in avanzato stato, però in questi anni vi ha creato un po' di problemi, soprattutto anche dal punto di vista del pagamento delle tasse, non ultima la Tarsu 2011 che vi è arrivata in versione doppia. Sì, praticamente il problema che abbiamo cercato di sollevare in queste settimane è proprio quello relativo alle doppie bollettazioni. Nel senso che all'inizio dell'anno scorso ci sono arrivati tutta una serie di avvisi di accertamento da parte del Comune di Agrigento relativo alla TIA Tarsum 2011.
Come dicevo poco fa, il trasferimento d'ufficio, chiamiamolo così, avveniva nel 2013, quindi sanzionare dei cittadini perché non avevano denunciato l'occupazione degli immobili quando ancora questi non sapevano di fatto di appartenere al territorio di Agrigento era una cosa assurda che stiamo cercando insomma di... Anche perché vi è arrivata pure quella di Favara, no? Sì, sì, devo dire ci sono situazioni diversificate, nel senso che la maggior parte dei cittadini di Favara Ovest pagano le imposte, quindi la tassa sulla spazzatura al comune di Favara. E questi hanno ricevuto avvisi di accertamento da parte del Comune di Agrigento per il 2011 e poi quest'anno anche per il 2012. Ci sono anche altre situazioni, nel senso c'è chi ha sempre pagato ad Agrigento e adesso riceve le bollette da Favara e nessuno all'interno degli uffici comunali sa di fatto come districarsi perché non sanno insomma a chi dobbiamo pagare. Magari poi anche il servizio non è che sia proprio così eccellente. Insomma. Sì, e dico, a parte questo, sì, ovviamente anche questo è un problema, però dico, intanto il problema è risolvere questo, no? Cercare di capire a chi bisogna pagare, perché ovviamente l'iter è relativo alla ridefinizione dei confini, che speriamo insomma non si areni quantomeno alla Regione dopo tanti anni di attesa, ormai volge al termine. Il problema è tutto questo pregresso certo, ovvio, perché parliamo di avvisi di accertamento, quindi chi non li impugna rischia poi di vedersi arrivare a casa. Io mi ricordo qualche anno fa come giornalista mi sono occupato oltre che del discorso TIA Tasso anche dell'IMU, c'erano alcuni colleghi, ecco, tuoi favaresi agrigentini che hanno pagato l'IMU come prima casa o se la dovevano pagare insomma per il comune di Favara, mentre il comune di Agrigento gli manda l'avviso per mendace oppure per omessa dichiarazione come casa, in questo caso seconda casa, professore, ma in realtà era la stessa, che situazioni pirandelliane. E avete interessato anche il Bassotto e la signora in giallo? Sì, sì, noi come ti dicevo abbiamo cercato di porre all'attenzione dei media insomma questa situazione e siamo arrivati anche a quelli nazionali perché personalmente ho scritto una lettera segnalazione a Striscia la Notizia, ma la considero scritta a 800 mani perché rappresentava insomma la situazione di 800 persone, molti hanno condiviso insomma hanno inviato insomma la segnalazione, siamo stati contattati dalla redazione di Striscia, ci hanno fatto insomma anche il servizio che sarà dovrebbe andare in onda insomma, nei prossimi giorni. Sì, io ho contatti diretti con la redazione, ma hanno detto ancora non sappiamo nulla, però nei prossimi giorni sicuramente verrà trasmesso. Parleremo ancora di questa situazione che coinvolge, dicevi tu, 800 persone circa? Sì, sì, sono 800 le persone. Propriamente si chiama Favara Ovest, ma in realtà potremmo chiamarla Agrigento Est, no? Sì, sì, certo, sì, praticamente sì. Al momento formalmente è Agrigento. Allora, Peppe Trupia, dicevi tua provenienza teatrale? Nasci sì, come attore? Arrivo dal teatro, però insomma non sono infatti, man mano mi vanno declassando. Adesso l'ultima spiaggia è quella della radio, così non mi vede nessuno. Ovviamente per esigenze di familiari e di tempo, quello che ho ritaglio e lo dedico alla radio, che è il mio primo amore, devo dire. È partito tutto dalla radio, poi man mano negli anni è andato un po' con il teatro, la musica, sono un musicista, nasco musicista, quindi di quello non è che non saccio fare niente proprio, qualcosa la so fare, però ecco, la radio mi permette, stare a contatto con le persone, perché sembra che non ci sia contatto per quello fisico, visivo, ma non è così. Perché parli con uno che la radio esatto. l'ha fatta nascere, insomma. La nostra grande... 1975, non eri ancora nato. Quindi. Non ero ancora nato, forse, lasciamo il dubbio. Però dico, la nostra grandissima sorpresa è questa, abbiamo ideato questo programma come un contenitore di sfogo, tipo una seduta, noi la immaginiamo sempre così, una seduta dove ci abbiamo anche delle immagini, Piero, possiamo mandarle a questi ragazzi in radio. Il nostro programma parte ogni mattina con il sondaggio del giorno, che a volte è un argomento più o meno serio, mai voglio dire, poi entriamo nei particolari tecnici, però oggi per esempio si parlava dell'amore mai dichiarato e mai corrisposto. Avete magari portato nel cuore quella persona che
avete conosciuto e però non avete mai avuto il coraggio di dichiararvi. Ecco. Angelo, come prosegue poi l'ossatura, diciamo, della vostra trasmissione? Abbiamo anche dei vari personaggi all'interno. Abbiamo il salutatore, che è un personaggio, che è un genio, questo di qua, è un amico nostro romano, si chiama Cristian Paoloni, si è inventato questo personaggio, va in giro con la sua telecamera, si ferma da un VIP e quindi cosa fa? Un saluto per i fan, arriva con la camera, comincia a salutare tutti i fan di quel VIP e noi l'abbiamo inserito nel nostro programma perché fa parte del Parzialmente Sclerato. Abbiamo degli imitatori, abbiamo un monologhista che è un monologhista per eccellenza, Mirko Pontestilli, che viene dal teatro ma anche arriva dalla TV, quindi è un grandissimo conosciuto a Roma, e quindi ma i veri protagonisti, diciamo, che sono gli ascoltatori, cioè come al solito. lo fate voi il programma, non lo facciamo noi, mandiamo ogni giorno un'idea, loro si sfogano, parlano con noi e noi siamo felici perché è diventata quasi una famiglia, cioè noi conosciamo chi ci ascolta. A proposito di conoscenza, conosciamo Angelo J. Lui nasce musicista teatrante, tu invece? Io nasco DJ da studio, stavo in console da piccolo, cominciavo a suonare con i primi giradischi, poi ho avuto subito l'amore per la radio, 15-16 anni, ho cominciato quella scala radiofonica che mi ha portato a collaborare anche con i grandi network, mi sono trovato a collaborare con i grandi network, quindi la radio è la prima passione. Poi ho capito che forse dovevo sperimentare ancora qualcosa in più e ho cominciato a fare dei video. E per questo quindi, noi abbiamo scritto artista, sì, proprio. Quindi, grazie per le immagini, Piero. Molti mi dicono artista digitale, mi definiscono così. E poi ci sono anche altre cose, insomma, ci confermate voi, come anch'io penso, che non è vero che video kill the radio star, Angelo, no? Il video non ha ucciso la star della radio, no? Il video oggi, diciamo che è anche uno strumento, un complemento, forte. Ecco, un complemento. Ma la radio, se dell'idea di come cantava quella famosa canzone della Radio Libera, che con la radio si può scrivere, leggere, cucinare, insomma, si fa un po' tutto, ecco. Non ti impegna, Peppe, non ti impegna. Sì, fortunatamente dico, le il realtà video lo locali, devi guardare, devi stare lì attento. Le realtà locali ancora hanno questa possibilità, questa libertà. Quelle nazionali non lo so se sono libere di dire. No, ma io mi riferivo alla libertà dell'ascoltatore. Cioè, sei in macchina, sei in ufficio, sei in negozio. Anche se devo dire, noi veicoliamo tantissimo con lo streaming, i nostri inviati, quelli che citava prima Angelo J, vivono a Roma e quindi abbiamo questo contatto diretto con la capitale ogni giorno. La famosa radiovisione mi sembra iniziata da RTL, la prima grande radio che ha introdotto, diciamo, la cosiddetta radio TV, questo format che oggi funziona parecchio. Radiovisione. Radiovisione, è chiamato in questo modo. Professore Todaro, amante della radio? Sì, abbastanza. Radio 2 in particolare, devo dire. Trovo che ci siano dei programmi veramente molto molto belli. Però volevo dire un'altra cosa, perché poco fa ho lasciato un po' a metà il discorso, cioè avevo parlato dell'inizio e della fine, no? Esatto, fine sono i pezzi della parlata. Poi ci sono alcuni pezzi, che sono poi il grosso del libro, che parlano della mia infanzia, ma non perché sia particolarmente interessante, non lo è, semplicemente perché è stata vissuta a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 e quindi è uno spaccato della nostra vita in quel periodo. È un periodo particolare, anche per la Sicilia, insomma, certo. Ai margini, certo, di quello che poteva essere il movimento studentesco, la protesta, esatto, però. Sì. E poi ci sono dei pezzi che più contemporanei, diciamo, no? Che mettono in luce alcuni dei tic degli agrigentini. Dicevi una scrittura lunga più di 15 anni, si nota questa differenza? No. Io ci pensavo proprio a questa cosa, ci pensavo proprio stamattina. Per esempio questo pezzo che si intitola Ce la so, che è stato scritto almeno 15 anni fa, da 15 anni adesso la nostra parlata è uguale. Non è cambiata niente. Non mi pare sia cambiata niente. Anzi, se volete vi vedo un paio di cose. Dobbiamo dare un assaggio proprio. Esatto. Iniziamo con che cosa? Col discorso del dialetto proprio? No, più che del dialetto, proprio della parlata. Cioè io, ecco appunto, sono i termini che presi dal siciliano vengono trasposti liberamente in italiano, no? Per esempio ci sono alcuni verbi che noi usiamo in maniera molto disinvolta. Il primo è consumare, no? Consumare non vuol dire, ad Agrigento almeno, non vuol dire logorarsi come si potrebbe pensare, ma rovinarsi. Come nell'espressione le femmine lo hanno consumato.
e si deve, ovviamente si deve leggere consumato con la Z. Oppure un giorno l'ammazzo e mi consumo. Consumare invece nel senso più letterale del termine qui da noi viene reso con spardare. Chiudi il rubinetto che stai spardando l'acqua. Tirare, c'è il verbo tirare che ha molteplici usi, lo troviamo ad esempio in tirare una foto, nel senso di scattarla e non di tirarla addosso, esatto, o in tirare o tirarsi indietro con la macchina per dire, o semplicemente con la sedia, oppure quando diciamo si sono tirati la luce, cioè, la luce è andata via, cioè, si sono tirati la luce. Poi c'è una espressione che mi piace da morire, per esempio quando qualcosa non è particolarmente gradita. Se ti piace il cioccolato non ci tiro. Quello che in italiano corrente viene considerato come il diretto contrario di tirare è spingere. Azione che spesso da Agrigento non avviene in orizzontale ma in verticale. Per cui quando uno dice spingi sta cosa, uno la solleva, non la spinge, come farebbe un italiano qualunque. Fare o farsi. Ad esempio, quando noi diciamo sei fatto vastaso, vuol dire sei diventato vastaso, non sei diventato maleducato. Gli agrigentini lo sanno ovviamente, ma gli altri. È una frase molto, molto da nonna, no? Sei fatto vastaso. Oppure guarda come ti sei fatto stare. Per dire, come sei ridotto, ti sei fatto stare una pezza. Sì. No. Oppure il participio del verbo, quindi fatto, è spesso sinonimo di sporco, no? La bocca fatta di cioccolato significa che è sporca di cioccolato. Chi dice di avere, poi c'è questa citazione, chi dice di avere i piedi fatti di fango non vuole emulare il gigante della Bibbia. Sta solo dicendo che le sue scarpe sono sporche di fango, i piedi. Oppure poi ci sono delle espressioni straordinarie come farsi meraviglia, no? Significa stupirsi. Mi sono fatto meraviglia, mi faccio meraviglia di te, no? Oppure me ne faccio di te vuol dire mi meraviglio di te. Dico l'ultima per citare una cosa che mi ha raccontato una mia amica, la mia amica Ornella, trovandosi in una città che non era Agrigento, in ascensore ha invitato uno dei passeggeri a ammaccare il bottone. Con il risultato che l'ascensore è salito, ma lei, accortasi dell'errore, avrebbe voluto sprofondare. Sì, veramente delle ottime citazioni che sono anche nostre. Sì, io però volevo dire una cosa, una precisazione la voglio fare. Io non sono uno studioso, sono semplicemente un osservatore. Un osservatore. Hai raccolto, insomma. Sì, un osservatore e un raccoglitore, ma non caso. Uno studioso. Non posso assolutamente considerarmi uno studioso classico, un ricercatore, che non ho neanche gli strumenti culturali. Angelo, potrebbe essere un'idea per una vostra puntata, no? Potrebbe questo essere modo di dire che in realtà l'azione non corrisponde a quello che il verbo in realtà vuole essere. Muoviti, per esempio, muoviti per noi significa stai fermo. Potremmo avere un piccolo spaccato all'interno del programma, perché lo diciamo tutti ogni giorno, sì. fa parte della nostra vita. Fa parte della nostra quotidianità. Io ancora non ho acceso il microfono, posso ammaccarlo? L'espressione, Peppe, scusami, che utilizzo, che mi ricollego, il fatto che nel tradurre poi un'espressione siciliana in italiano non ha nessun effetto. Sì. Angelo non stai mai fermo in radio, io dico sempre Angelo mi fai gli occhi bambola e bambola, e lui questa espressione non la conosce perché pupi rende, bambola non lo renderà mai niente. Spesso vanno a dire uno di Milano, non lo capirà mai. Quando capirà mai. Lillo, dicevi che Michele Vitello vi ha dato questo input e adesso state iniziando a percorrerlo, perché anch'io sono d'accordo che una biblioteca potrebbe anche essere un luogo di incontro oltre che di lettura, no? La chiamiamo biblioteca, ma in realtà vuole diventare un punto di riferimento, un'officina di formazione, un'officina di rivalutazione di quelli che sono gli strumenti del nutrimento del nostro io, quindi della conoscenza, della cultura, del sapere, perché oggi l'uomo non può nutrirsi, e per come tutti sappiamo non si può nutrire solo di cibo materiale per rendere proprio in effetti il proprio corpo, ma deve sostanzialmente nutrirsi anche di cultura, del sapere, della conoscenza. E questo si fa ovviamente attraverso i libri, attraverso
Spesse volte magari, appunto, come diceva il professore, dice, noi non siamo studiosi, non siamo ricercatori, ma siamo attenti osservatori di quello che ci circonda, di quello che è realmente la società, il nostro modo di comunicare. Oggi viene meno la comunicazione attraverso lo sguardo, quella fisicità di discorso, di dialogo che ci può essere tra due persone con uno sguardo, e facendo anche proprio, facendo riferimento ad alcune cose dette che assumono un significato, ma scritte ne assumono un altro, guardandosi ne assumono ancora un altro, per cui dico, si vuole distogliere quello che è l'appiattimento dai media, dal leggere, dalla lettura, dalla distrazione che la tecnologia oggi sta imponendo, specie ai ragazzi, e ritengo che sta coinvolgendo anche noi della mezza età, nel dire ritorniamo a quella che è la vera lettura, quindi questa officina di formazione, questa idea nasce appunto per indurre i ragazzi di nuovo al libro, portare avanti quelle che sono anche un sostegno alle famiglie per evitare la dispersione scolastica, quindi guardando anche con l'occhio verso il futuro su quella che è la comunicazione. Ritornare, forse mi permetto io, Lillo, il quartiere come quello di una volta, sì, il quartiere, cioè quella famiglia allargata. Lì sicuramente, ma quello non vuole essere uno strumento mirato solo allo steccato, noi non abbiamo steccati o recinzioni, cioè, anzi, una volta che parte dici lì, tu come ma è rivolta a tutta la collettività, no, si deve estendere a tutta la collettività, anzi chiediamo il contributo a tutti coloro i quali avessero dei libri da poter donare, perché cioè parli già come una cosa fatta? Sì, ma io quando mi ci metto una cosa, io infatti dicevo a Michele questo, no, io credevo che fosse ancora embrionale. Allora, è un'idea, embrionale, ma ne approfitto di questi microfoni, che ringrazio la tua persona, la redazione, il regista e quant'altro di TVA per la sua sempre ampia disponibilità nel divulgare e nel promuovere iniziative di questo genere, appunto per l'apertura. Ne approfitto per dire e invitare chi si sente coinvolto, interessato in questa cosa, a contattare me, Michele Vitello, Padre Acquisto, per dire sì, perché noi a brevissimo seguiranno delle riunioni, andrà costituita un'associazione finalizzata a questa, subito immediatamente operativa. Bene. Giuseppe, diciamo che abbiamo parlato delle difficoltà e a volte anche delle problematiche, ma per esempio per questa TIA 2011 c'è bisogno dell'avvocato per risolverla, oppure il Comune di Agrigento si è dimostrato disponibile, o devi fare tante vertenze tu che sei legale? Beh, allora, per quanto riguarda la TIA 2011 in realtà ormai non ci sono più i tempi per poter fare ricorso, allora tanti andarono direttamente alla GESA per cercare di ottenere giustamente un annullamento che secondo me era dovuto proprio perché oggettivamente non c'erano i presupposti. Al più sono riuscito a ottenere una sospensione che poi non li tutela da un punto di vista giuridico, perché poi se la cosa va avanti e quindi questi avvisi vengono messi in riscossione, poi di fatto la pretesa tributaria è cristallizzata, quindi non un annullamento in autotutela più discutere nel merito, sì, ma non venivano concessi questi annullamenti perché il Comune di Agrigento ritiene di dover incassare queste somme, insomma, sulla base del dato territoriale, e il Comune di Favara sulla base di quello che è invece il servizio che viene di fatto proprio in questi giorni c'era Giuseppe Di Michele di Consumer che diceva che voi non dovete pagare né all'uno né all'altro, ha portato ha riesumato un accordo che c'era stato tra i due comuni nel 2005 credo, dove Agrigento diceva che non era in grado di darvi il servizio e Favara ve lo proponeva gratis, quindi se uno non ve lo dà, l'altro ve lo dà gratis, non pagate. Beh sì, dico, bisogna un po' studiarla. Sì, io ho avuto la possibilità giusto un paio d'ore fa di avere questa documentazione, si tratta di un verbale di consegna di opere di urbanizzazione di una delibera di giunta. In realtà io se le carte del collega insomma sono uguali a queste, io da questo non deduco, insomma, non è automatica, ecco, no, non è assolutamente automatico, perché dico però non so se il collega ha a disposizione altri documenti oltre a questi che ho io. Studiarle prima questi che ho io li ho già studiati e sicuramente non fanno alcun riferimento alla tassa sui rifiuti, ma solo alla consegna consegna di opere di urbanizzazione che venivano cedute, erano state realizzate dal Comune
comune di Agrigento, venivano cedute in una sorta di comodato, diciamo così, al comune di Favara a uso gratuito. Il comune di Favara doveva assicurare la manutenzione, però lì non si fa riferimento a questo, poi però magari ci sono altri documenti di cui io non sono in possesso. Al momento sicuramente al momento sicuramente io sulla base di questi documenti non direi a un cittadino di non pagare o comunque di fare un'istanza di rimborso, però dico sarebbe bello se fosse in quel modo, sì. Allora adesso la linea passa a Angelo J, sarà lui stesso a presentarci un aspetto di quella che è la sua attività e in realtà quella per la quale io già da diverso tempo volevo portarlo qui in televisione, perché ero affascinato da questa manipolazione video, ecco, la chiamo così. Sicuramente ci sono dei programmi, dei segreti che lui sa e io molto profanamente non lo so, che gli permettono di fare delle magie video, Angelo. Sì, queste clip che adesso vedrete hanno un nome particolare nel mondo dei social media, vengono chiamati Vine Magic, ovvero Vine è stato un social network abbinato a Twitter che voi conoscete, era una piattaforma dove si potevano caricare questi video di 6 secondi, quindi diciamo che entra in gioco quell'idea di ipercorto, il video ipercorto comunicativo. Sì. Ecco che poi ho visto gli americani facevano questo, ho detto ma perché lo posso fare pure io? Allora, naturalmente però devi essere a conoscenza delle tecniche, sì, che perché ti permettono... viene lavorato su software e anche sul momento di produzione, quindi quando vai a girare già devi capire la prospettiva, il tempo per fare una cosa, l'azione, devi prendere più che altro le misure e poi lavorare. Sono dei video magici. Sì, dei Vine Magic, ecco, vengono chiamati in questo modo. E dicevo prima, quest'idea di ipercorto funziona perché se riesci a prendere in un modo o in un altro il fruitore o il brand, chi ti sta guardando in 6 secondi, riesci a comunicare la tua idea in un modo o in un altro, hai fatto bingo. E poi ecco che qua si va a creare quella viralità che porta il video a essere cross mediale su vari piattaforme. Per chi non è diciamo, perfettamente a conoscenza, veramente vi invito a vederlo con attenzione, perché sono delle cose piccole, lui ne ha montate diverse, sì, insomma è una compilation, però sono delle cose veramente assurde, no? Proprio delle magie video che fanno fare a Angelo J delle cose impensabili. Sì. Andiamo in onda? Vai! Grazie Piero, la magia. Angelo J. L'arrotino, arrota coltelli, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.
Bravo. Grazie. Naturalmente non vogliamo che ci spieghi il trucco, ma c'è un programma, che cos'è? Si lavora, è il cosiddetto lavoro frame by frame, si lavora frame by frame, quindi con delle maschere, con dei livelli, insomma un lavoraccio, magari per una clip di 6 secondi ci metti anche 2 giorni. Certo, ti racconto questa perché è bellissima, visto quella magia dove prendo 50 centesimi, mi sparo sulla testa e sputo 150 euro dalla bocca. Allora è arrivata una ragazzina che mi segue, perché comunque un target, a proposito di target, differente dalle persone più grandi di età, poi andiamo pure i bambini, sono affascinati da questo mondo. È arrivata da me: Angelo, scusa, ti posso un attimo? Ha preso 50 centesimi, me l'ha sparatita, ha detto mi uccidi, così mi uccidi. Quindi è illusione. Dimmi Peppe. Sì, no, volevo solo dirti che i soldi del video glieli ho prestati io. Lui è così. L'artista è così. Ritorniamo al vostro programma in radio. Dicevate il coinvolgimento anche di altri vostri collaboratori e naturalmente il pubblico è quello che è essenziale, altrimenti non si può andare avanti. E la musica invece, Peppe? Sì, la musica andiamo un po' così a pelle, o comunque io ho una preparazione diversa dalla sua, cioè ripeto, magari più i genere italiano o rock, lui viene dalla disco, dalla dance, e quindi cerchiamo di unire un po'. Ripeto, abbiamo un argomento al giorno e quindi in base all'argomento adattate anche alla colonna anche sonora. I brani. Dobbiamo... Anche perché insomma dalle 8 alle 10 anche il vostro pubblico insomma un po' forse è casalino, comunque di persone che stanno nei negozi. Sì, guardate negozi, anche questo, no? Come dicevo prima, l'applicazione sui cellulari permette di ascoltare in qualsiasi luogo, dico, tranne quello di lavoro ufficialmente dichiarato, però è quello là. Mi fa piacere ricordare anche le collaborazioni che abbiamo. Selene Bosco per esempio è una che giornalmente crea dei personaggi, la nonna che ci dà la ricetta, o la Cipriani, l'imitazione della Cipriani direttamente all'Isola dei Famosi, o per dire ne fa parecchi. Claire, che è la nostra voce diciamo così culturale del programma, perché è quella che in base all'argomento del giorno sceglie il libro da leggere. Ecco, mi collego anche a Lillo Mondo Aperto. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare anche noi quella pillola di cultura, ecco, abbinare all'argomento del giorno, anche se frivolo, un libro adatto. Bene, magari io vi ho invitato a Target e voi magari mi inviterete a parzialmente. Con grande piacere. Se riesci a svegliarti alle 8 del mattino. Come no, non dovrei andare al lavoro, ecco. Dovrei prendere un giorno di ferie. Ritorniamo a Favara Ovest, anche diciamo dal punto di vista cinematografico, tra virgolette, insomma. C'è stata una bella clip della band di Cioppino, no? Avvocato Fanara? Sì. Hanno fatto un po' così, il Favara Ovest è diventato Favar West, credo anche apprezzata dalla Petix. Sì, alla conquista di Favara Ovest, chiamato. Sì, lo abbiamo anche fatto vedere, sì, è stato apprezzato, ovvio che è stato apprezzato perché è divertente, però è un modo di scherzare su una situazione che poi di fatto crea dei problemi seri, insomma, ai cittadini. Però. Ma attualmente come siete messi, usando magari così il celaso del professore Todaro? Cioè, ci sono delle difficoltà dal punto di vista della scuola o dal punto di vista della scelta del medico? Beh, intanto... L'anno scorso mi sembra che c'era uno che aveva problemi anche per seppellire il padre, insomma, in cimitero, insomma. Sì, no, allora diciamo che gli inconvenienti che si sono creati in questi anni sono diversi, tra cui primo ovviamente quello di interfacciarsi con gli uffici comunali di Agrigento. Ovviamente non per tutti è semplice spostarsi, anche perché purtroppo siamo carenti insomma di mezzi pubblici. Il fatto stesso che io ritengo molto importante è di aver votato per esempio per le ultime amministrative ad Agrigento, no? Quello è importante non perché non ci vogliamo spostare per votare, ma perché è giusto insomma votare per le amministrative del posto in cui viviamo, perché insomma
viviamo di fatto a Siete favaresi, insomma. E poi ci sono tutta una serie di altri inconvenienti. Io so, anche se non ho visto documenti direttamente, che chi abita a Favara Ovest e deve seppellire un proprio caro deve pagare una tassa di attraversamento, perché formalmente è come se venisse seppellito nel comune, in un altro comune. Certo. C'è gente che abita a Favara Ovest ma è a 50 metri dal cimitero, no? E quindi poi c'è la si via, parla di una tassa di attraversamento per la Messina, c'è una via particolarissima che si chiama da un lato via Antonello da Messina e dall'altro lato in questo momento non mi viene, destra però e sinistra, dico destra e sinistra, sì. Anche via Progresso pure, sì, via anche Progresso, lì a sinistra Favara Ovest e a destra c'è. Ci sono ovviamente situazioni di case divise dai confini, Mi ricordo che territoriali. tanti anni fa era venuto Carmelo Sardo con La vita in diretta o comunque una cosa del genere, e proprio le persone dicevano questo, cioè mangiare ad Agrigento e andare a dormire a Favara o viceversa. Sì, poi fortunatamente poi alla fine ci si scherza tanto su, no? E quindi ci sono le vicine che magari si affacciano per parlare con la vicina di fronte, cosa si dice a Favara, cosa si dice ad Agrigento. Poi la situazione più assurda che a me hanno descritto, e questa insomma ne sono sicuro perché chi me l'ha detto è una fonte affidabile, addirittura una casa, quindi una palazzina con 2 piani, 2 appartamenti per piano, in cui in basso a sinistra, quindi al primo piano a sinistra e al secondo piano a destra sono a Favara e viceversa Agrigento. Cioè quindi praticamente il confine che non è, insomma, assume carattere bidimensionale. Ma siete fiduciosi, Giuseppe? Sì, siamo fiduciosi per quanto riguarda il discorso della ridefinizione dei confini, perché l'iter insomma sta andando avanti. Adesso praticamente dovrà essere formulato il quesito da parte della Regione, dopodiché ci sarà la consultazione, quindi immagino che sia una questione di mesi. Lo siamo un po' meno per quanto riguarda questo discorso delle doppie bollettazioni, perché addirittura ci dicono preparatevi che arriveranno anche quelle del 2013, cioè nel senso non voglio da questo punto di vista come dice il professore Todolo Luciano Camino, no? sì, questo è evidentemente una questione di bilanci dei due comuni. Sì, ognuno deve mettere delle cifre per far quadrare i conti. Quello senza dubbio, però non devono essere vessati i cittadini che già pagano, perché stiamo parlando di cittadini che hanno già pagato l'imposta al comune di Favara quando sapevano di essere favaresi, a cui viene richiesta la stessa imposta per il comune, quindi questo si tratta di vessare, quindi poi a noi non ci può importare più di tanto le questioni di bilancio dei vari comuni, a noi interessa che paghiamo solamente una volta, che quindi ci venga detto, ritornate a essere favaresi, ci venga detto, sì, quello sì, è anche ovviamente una questione di appartenenza. Ma c'è qualcuno che dice, finalmente sono in Giorgendano, no? C'è qualcuno che rimane a conoscenza di qualcuno che è diventato cittadino, magari, professore Todolo, che dici tu? Ne dubito, conoscendo il campanilismo del favarese mi sembra strano. No, non mi risulta, è anche ovviamente una questione di appartenenza, però la questione di appartenenza di fronte a tutti gli altri problemi che abbiamo avuto per molti è passata ovviamente anche in secondo piano. Allora, Alberto, abbiamo prima visto un po' questi verbi usati in maniera impropria, diciamo così, tra virgolette. Allegra. Qualche altra cosa che ci vuoi comunicare con questo ce la so? Dicevo prima che ci sono alcuni pezzi che hanno a che fare appunto con la mia infanzia, no? Per esempio ognuno di noi ha sicuramente uno dei ricordi più teneri, che è quello del proprio maestro o della propria maestra. Certo. Senza nulla togliere al professore, credo che sia molto più importante, il maestro della scuola elementare. Non c'è il minimo dubbio. E io faccio parte appunto di una generazione che ha avuto il maestro unico, c'era un solo maestro. E non posso non ricordare una delle persone che più hanno contato nella mia formazione. Sto parlando del maestro Sutera Sardo Antonino, rigorosamente prima cognome e poi nome, come si usava una volta. Il mio maestro è stato il mio maestro in terza, quarta e quinta elementare ed era un galantuomo di rara fattura, quelle persone che ti rimangono per sempre nella vita e non te le scordi più. Così era lui. Aveva gli occhi chiari, acquosi, la voce decisa da uomo. Lui era una presenza, aleggiava, avevamo piacere nel parlargli, nel sentirlo e anche solo nel vederlo. E voglio ricordare un episodio. Ricordo che un giorno, andando a scuola, mio fratello ed io vedemmo una scena spettacolare. Un gruppo piuttosto nutrito di scolari sciamava vociando dentro a 2 ragazzoni neri altissimi,
divertitissimi, almeno credo, per il fuori programma, e li seguiva urlando e battendo le mani. Ricordo che uno di loro addirittura toccava i rami più bassi degli alberi con la testa, tanto era alto. A quel tempo i neri, qualcuno, si vedevano solo in televisione, tipo Rocky Roberts o Lola Falana, o nelle figurine, c'erano Jair, Nenè, Canè, Amarildo, per cui a vederli dal vivo la cosa ci stupì parecchio. Ebbene, ovviamente io e mio fratello non esitammo, ci unimmo alla banda e per un po' ci accodammo al corteo. In classe il maestro, che aveva assistito a tutta la scena, ci cazziò a sangue. Quello fu il primo discorso antirazzista che ho sentito in vita mia e devo anche dire che mi convinse. Bellissimi ricordi, veramente. Come ha accolto il pubblico? Proprio l'altro giorno c'è stata la presentazione di questo tuo lavoro al Circolo Empedocleo, e c'era Iannuzzo. C'era Gianfranco Iannuzzo, che ricordo e ringrazio ancora perché ha scritto la prefazione. Anzi, vogliamo farlo vedere? Sì. Qua Gerlando adesso arriva in primo piano, questa è proprio la copertina di Ce la so. Esatto, questa copertina stavo parlando di Gianfranco Iannuzzo, che ha scritto la prefazione, e abbiamo approfittato della sua presenza qui al teatro appunto per cooptarlo e fare una presentazione insieme a lui. La copertina invece è stata realizzata da Franco Fasulo, che è un artista agrigentino che vive al nord, anzi, come si direbbe, vive là sopra, ma è agrigentino. Io ho letto, ho visto tantissimi post su Facebook, quello, diciamo, il minore era eccellente come giudizio. La serata è stata davvero, insomma, straordinaria, nel senso proprio tecnico del termine, fuori dall'ordinario. La capienza del salone del Circolo Empedocleo è di 100 persone, ma c'erano altrettante fuori che non sono neanche potute entrare. Il libraio contentissimo che aveva finito tutti i libri che aveva portato. A proposito, dove lo possiamo trovare? Lo potete trovare alla libreria Il Mercante di Libri in via Atenea. Devo anche ricordare che un altro dei presentatori è stato l'avvocato Stefano Vivacqua, e ha moderato, insomma, l'incontro il professore Gaetano Gucciardo. Ed è stata davvero una serata straordinaria. Forse magari molti si sono ritrovati personaggi dentro, esatto, insomma. Al limite dell'imbarazzo. Sì, tanta gente mi dice che si rispecchia, le stesse cose che ho vissuto io, ma del resto è quello, insomma, la vita che... Hai detto, non hai scritto mica un romanzo, no? Hai un po' preso degli appunti esatto, di vita. Ecco. Quello che dico è la mia, per questo non mi sento tanto uno scrittore, perché quello che ho fatto io è come quando si sbarazza un magazzino, una cantina, no? L'operazione un po' è quella, prendere le cose vecchie, allora uno mette in ordine un magazzino, una soffitta, e trova le fotografie, trova i giocattoli di quando era piccolo, trova i vestiti che si metteva, un vecchio paio di scarpe. L'operazione alla fine è davvero stata quella. Sembra che, insomma, sia veramente riuscita bene, è un libro che vi consigliamo di leggere. Ritorniamo alla nostra biblioteca di quartiere, come diceva Lillo Montaperto, cioè dal pensiero all'azione, alla realizzazione passerà pochissimo tempo. Come pensate di coinvolgere? Allora, intanto mi sta incoraggiando tantissimo, io ne ero fermamente convinto, l'ho detto nelle premesse, giusto? Ma ora, alla luce di questa esperienza, devo ringraziare il professore Todaro perché mi sta dando ancora più carica e più energia. Per scrivere un libro tu? No. Per leggerlo? Non so se ne sarei capace. Allora, a proposito di questo, io sono pure un osservatore. Sì. Io ho una carpetta che è proprio come titolazione scritta a pennarello nero da circa 20 rotti anni, il bestiario, dove all'interno ogni tanto raccolgo qualche cosa sia nel mondo professionale che nel mondo sociale, perché come tu sai mio nonno mi definiva, buonanima, animale sociale, perché io dovevo stare fin da piccolo, sono stato sempre il più piccolo di età, anche se ora vado avanti con l'età pure io, però dico sono stato sempre il più piccolo, da Radio Favara, dall'associazione culturale, dal teatro che faccio, ricordo... Sempre attivo, sempre attivo, perché mi piace confrontarmi, mi piace osservare, mi piace, quindi dico, l'iniziativa appunto che vogliamo portare avanti
È un'iniziativa che non è solo finalizzata ad una biblioteca di quartiere, come dicevo, ma è aperta a 360 gradi, ma non solo, ma vuole essere finalizzata non solo alla lettura, ma all'accoglimento delle famiglie, che oggi penso che siamo davanti ad una globalizzazione, ad un'apertura, ma ritengo appunto da osservatore di capire che ognuno ci stiamo chiudendo dentro di noi. Prima si socializzava di più, i pensieri c'erano sempre, le preoccupazioni c'erano sempre state, perché nascono con l'uomo, ci mancherebbe altro. Però oggi penso che siamo un po' più vessati, quindi abbiamo necessità, con l'occhio di uno che vuole, senza presunzione alcuna, leggere un po' lo stato d'animo degli altri. Capisco che c'è molta chiusura, molta interiorità, perché ognuno pensa che l'altro tanto non ce ne frega niente. Non è così, perché basta un sorriso, una pacca sulla spalla, un momento di aggregazione per una lettura, per un incontro finalizzato alla presentazione di un libro, e quindi c'entra comunque il libro nell'aggregazione e nella socializzazione. E quindi, volendo fare questo veramente un volano principale di quella che vuole essere una attività di lettura che può sembrare retrograda, ma che comunque è sempre attuale. Non mi dire che avete già la sede. Quindi la sede già ce l'abbiamo. La sede già ce l'abbiamo, anzi addirittura abbiamo 2 sedi. Una è già rifinita, l'altra è da rifinire. Contestualmente perché oltre alla biblioteca si vorrebbe creare appunto un angolo di doposcuola, offerta da docenti in pensione o che hanno magari qualche ora, qualche spazio di tempo libero al territorio, per ragazzi che hanno difficoltà e che non possono permettersi il doposcuola. Quindi ritengo che sia un'iniziativa valida, e per questo mi permetto... Insomma, che San Vito fosse un quartiere bello attivo. Ma San Vito è sempre stato un quartiere attivo. Dalla parrocchia San Vito sono uscite personalità fuori che hanno dato tanto alla nostra collettività, e non solo. Quindi, con l'auspicio di voler dare un contributo di crescita nelle nostre poche cose che possiamo, e di apertura totale alla città. Dico... Bravi, buon lavoro. E a proposito di lavoro, Peppe, Angelo, fuori dalle 2 ore giornaliere, poi chi siete voi nella normalità dei casi? Peppe? Io scherzo sempre, perché Angelo ha bisogno poi 22 ore di riposo, anche di più, per i 2 ore di programma. Nelle rimanenti 22 ore si riposa, ecco, per programmare io dormo. Io diciamo che per hobby sono un cuoco, quindi lavoro in cucina. Quindi io dico per hobby, perché in realtà è più faticoso 2 ore di radio che poi il resto della giornata in cucina. Però ovviamente lavoro in cucina, e poi mi occupo di musica, di quello che insomma la mia natura mi porta a fare, perché lo devo fare. Angelo J? Io sono un freelance, un videomaker, uno speaker, un presentatore, sono un po' tutto, cioè alla fine esco dalla radio e comincio a fare quei lavori magari che ho iniziato con una giornalista a Milano, quindi andiamo a lavorare su una webserie che è andata bene un po' di anni fa, quindi lavoriamo su vari aspetti sempre della comunicazione, quindi lavoro con i video, con l'audio, con la musica. Quello è il mio mondo, so fare bene questo, continuo a fare questo. Professore Totaro, la scuola... Io guardo l'amico Angelo, che lo invidio innanzitutto per questa verve straordinaria che ha, il suo lavoro, ma soprattutto per i capelli. E io e lui rappresentiamo la cattiva distribuzione delle risorse. No, sono finti. Ti dicevo, la scuola di oggi è uguale a quella che avevi 20 anni fa quando hai iniziato? La scuola, quando ho iniziato a insegnare? Nel senso lato, non la scuola fisica, ecco. No, io vedo che c'è cambiamento, non sempre in peggio, attenzione. Ad esempio, io che insegno inglese, mi accorgo che l'inglese da parte dei ragazzi, adesso arrivano ragazzi veramente anche preparati, no? Perché i genitori per esempio ci tengono molto. Finalmente si è capito che l'inglese è la chiave per entrare nel mondo, non c'è il minimo dubbio, è la chiave per aprire questa porta del mondo, e allora la gente... Il mio maestro elementare, no, da quando sei iniziato poi anche alla scuola elementare, le prime note di informatica, no, far conoscere cose, quindi se dici, ne danno che sei mia, i ragazzi, cioè nel senso che già arrivano un po' più preparati rispetto... Non c'è dubbio. Io quando noi in classe ormai abbiamo la lavagna luminosa, abbiamo il computer, quando qualcosa non succede io chiamo sempre un alunno, un ragazzino di 11 anni, dico
ce n'è uno che si chiama Bellavia, un nome, io dico Bellavia, vieni qua per favore, non mi abbandonare. E lui ecco, presso. Tu poco fa hai letto un qualcosa del tuo maestro, il rapporto umano tra docente e discente? No, secondo me tra docente e discente c'è sempre il rapporto è sempre buono, perché soprattutto se si riesce appunto a instaurarlo. Quello che spesso invece... A instaurarlo o a restaurarlo? No, quello che invece va restaurato, va ripreso spesso è il rapporto con i genitori. Perché, ecco, proprio in questi giorni il genitore che prende a pugno la maestra, esatto, o ci forniscono oppure l'elmetto perché gli ha messo due al proprio figlio, insomma, una cosa... No, secondo me quello che poi alla fine guasta tutta la situazione è il fatto che molti genitori si mettono in contrasto con noi e a volte probabilmente anche noi contro i genitori, non capendo che invece genitori e insegnanti lavorano su campi diversi, unica sinergia. Su campi diversi ma per lo stesso fine, e a volte invece eventuali divergenze di vedute si discutono sicuramente. Certo, perché vi posso assicurare che per un episodio che finisce sui giornali ce ne sono tanti invece di sapori, ce ne sono veramente tanti. Hai letto qualcosa della fine di Ce la so? Qualcosa nel mezzo di Ce la so? Sì. Qualcosa di Ce la so proprio? Ce la so è all'inizio. Perché nasce su Ce la so? Perché cos'è? È l'espressione più sì, caratteristica? Io dico che è il verbo dei verbi, il termine che ci permetterà di riconoscerci come agrigentini quando un giorno saremo tutti in paradiso, ed è il verbo sapercela. L'agrigentino non è capace di fare qualcosa, più semplicemente ce la sa. Infatti, ce la sai bello me? Prima ce la sapevo, ora non ce la so più. E poi ci sono i verbi, e questo fatemelo dire, sì, prego. Sempre rimanendo in ambito verbale, è nota la propensione che abbiamo nel considerare transitivi alcuni verbi intransitivi. E quindi può capitare di sentire qualcuno che dica alla propria madre scendimi le chiavi, sì. No? Questa è una cosa che non si dice, che devo uscire la macchina dal garage, devo prendere delle cose, che devo salire a casa. E mi ricordo infatti una volta una mia amica che era appena tornata da un viaggio, scese le valigie dall'auto, ed erano tante, mi guarda e mi fa salimele. Bene, ce la so Alberto Todaro. Allora, abbiamo visto poco fa la magia video di Angelo J, ma lui fa anche degli altri video, o comunque li ha fatti, continuerà a farle. Mi ricordo che c'era un qualcuno con chi? Con la Cristina D'Avena forse? Con Cristina D'Avena. Sì, l'ho visto da qualche parte, ma l'ho visto. Sì. Di cosa si tratta? È un'intervista particolare fatta a Cristina perché io da piccolo ero innamorato di lei. E chi? Tutte le sigle di tutti i cartoni animati del mondo erano suoi. Di lei, delle sue canzoni, la vedevo ovunque. Allora ho detto, sai cosa? Stavo a Roma perché ho vissuto troppi anni a Roma. Sì. Sapevo che c'era un concerto, ho detto no, io voglio puffare Cristina D'Avena. E alla fine ho puffato Cristina D'Avena. Prima di mandare in onda il video voglio ricordare ai nostri gentili ospiti che naturalmente dopo ci dobbiamo salutare perché siamo già quasi arrivati alla fine, però a Target non si saluta con grazie per avermi ospitato, arrivederci, buonasera, no, dovete farlo con un pensiero, con una frase, con un'espressione, con non lo so, un buon proposito, con un qualcosa che caratterizzi anche il vostro essere e che naturalmente deve essere positivo, perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno. Quindi andiamo con Cristina? Sì. Cristina D'Avena. A 30 anni, per la prima volta nella mia vita, mi ero innamorato davvero. La vedevo ovunque. Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua. E avevo una voglia matta di fare Cristina! Mi immergo tra i milioni di fans e con il mio occhio svelto individuo Cristina. E penso sempre la stessa cosa. Voglio puffare Cristina! Mi mischio tra la folla e... Voglio puffare Cristina! Vado verso di lei. Voglio puffare Cristina! Ormai lo sanno tutti. Voglio puffare Cristina! All'improvviso mi prende la Cristina D'Avenite e anche lui se ne accorge. E inizio a cantare con la Cristina D'Avenite addosso. Mi sento più elettrico e riparto. Voglio puffare Cristina! Voglio puffare Cristina! Voglio puffare Cristina! Vi dico una cosa che non vi ho detto mai. Sto per puffare Cristina D'Avena.
finalmente riesco a puffare Cristina D'Avena. Ciao! Cristina, io sono venuto qui perché ho un dubbio che mi perseguita da quando ero bambino piccolo così. Solo tu mi puoi dare la risposta. Mamma mia. Perché solo tu conosci i puffi così bene. Wow, sì, certo. Cristina, come nascono i puffi? Ma guarda, non lo so, sono talmente tanti, nascono in un villaggio bellissimo assieme alla nostra puffetta che tu conoscerai. Dammi alcuni nomi dei puffi. C'era Grande Puffo. Ma il quattro occhi, il golosone, Grande Pisolo. Grande Pisolo, Grande Pisolo, Grande Cucciolo. Sì, Cucciolo. Cucciolo. Beh, poi c'è il grande puffo, ragazzi. Dondolo. 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 Grande. Dondolo. Praticamente mi sta confondendo, ma smettila, che dondolo! Ma ha detto, No, ma perché mi confonde? Ma chi è? Ma chi è? Angelo J, ciao Angelo, sono grande Angelo J. Quelli passati con Cristina sono momenti indimenticabili. E come tutte le storie, anche questa finisce con un bacio. Questo era un bacio che sapeva di Puff Bacca. Ciao! E questo Angelo J, insomma, ti ha trattato bene, Cristina. Sì, io mi sarei un po' arrabbiato. Dopo... Sei un po' iena lì, o no, Angelo? Ma insomma, forse il format ce l'abbiamo. Sì, in un certo senso mi piace quel format, ecco, mi piace quel format, un format veloce. Bene, siamo arrivati allora alla chiusura del nostro incontro. Avete visto, insomma, volato veramente velocissimo, abbiamo parlato di cose interessanti e passiamo ai saluti allora. Grazie della presenza e della partecipazione e buona fortuna per Angelo J. Tuo saluto, Angelo. Intanto vado col saluto perché non posso dire manco grazie. Beh, io voglio mandare un messaggio sicuramente ai giovani perché ragazzi il talento è importante, quindi basta, credete nei vostri sogni, ma credeteci davvero. Cioè non vi bombardate la testa quando dicono no, vai a fare un altro lavoro, se tu sai fare quello cerca di farlo veramente bene e credici seriamente. Grazie a Peppe Trupia, speaker Radio In. Noi stiamo facendo firmare una petizione contro le cartoline prescritte del buongiorno che si mandano nei vari WhatsApp, perché vogliamo che si ritorni al bel ti voglio bene, al buongiorno e all'abbraccio, facciamolo in modo spontaneo, senza il preimpostato. Grazie all'avvocato Giuseppe Fanara e a tutti i cittadini di Favara Ovest. Sì, il mio saluto vuole essere soprattutto un invito alle amministrazioni a risolvere insomma, questo problema e un ringraziamento a tutti coloro che si impegnano in questa nostra battaglia e speriamo insomma, che le cose si risolvano più presto. Grazie a Lillo Mondaperto e alla Biblioteca di Quartiere. L'auspicio mio è quello di appunto attraverso l'anello di congiunzione che è la cultura, la lettura, quindi il confronto come dicevamo, di metterci l'uno a servizio dell'altro per una fattiva crescita. Grazie al professor Alberto Todoro e al suo Ce la so. Io dico a chi mi sta dicendo che sta leggendo il libro e che si sta ritrovando nel libro, dico di scrivere, man mano che legge, scrivere i propri ricordi e magari metterli in mezzo al libro. I ricordi sono importantissimi. Vitaliano Brancati, che poi curiosamente dà anche il nome alla scuola nella quale insegno, Vitaliano Brancati diceva che i ricordi sono come una coperta, uno si mette addosso questa coperta dei ricordi per evitare di morire di freddo. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.